non ci somiglia per niente. Ah, sì? Non ci somiglia per niente. E Tele Garibaldi? Renzo Arbore. Renzo Arbore. Buonasera. Ma che buonasera, Per piacere, Renzo Arbore a Tele Garibaldi. No, no. Può anche passare il dito, volete. Posso passare il Sì, dito? e basta che si sta stonando. Sì. Anche perché tenere sempre il dito così mi dà fastidio. Buonasera. Oh, buonasera. Renzo Arbore, No, prego. io sono l'imitatore ufficiale No. di Arbore. Ma che dici? Di Enzo Arbore, sono l'imitatore ufficiale. Ma che imitatore? Siccome c'era Alan De Luca che imitava Arbore, allora gli voglio far vedere che lo imito molto meglio io. No, ma che? No, questo è il lavoro. No, io, guardate come sono tale qua. Che cos'è questo? No, perché sa che... È un piccolo difetto, so. Cioè? Se no io già sarei a Zelig. Se questo difetto... lei è l'imitatore ufficiale, sosia di Poi sono tale e quale, guardate, se mi devo gli occhiali, guardate che mi devo gli occhiali. Noi ci siamo cascati. Sono esattamente tale e quale. Maestro, per noi è Renzo Arbore. No, non è Renzo Arbore. C'ho sto difetto. Se no io farei l'imitare. Io non mi hanno preso a Zelig. No, Perché faccio... non si può perché c'ho sto problema, che tengo... infatti. No, per peccato. Lo so, purtroppo, se no non mi avrebbero Se già no quanti preso... soldi già soltanto come imitatore di Renzo Arbore? Invece se li fatti a spese di Renzo Arbore e Alan De Luca, Questo a suo è tempo, vero. cantava il clarinetto. Vabbè, però Addirittura vocale, ci ho speculato. lui ci ha speculato proprio, però che volete? Voi avete pure questo difetto, mica potete proporvi come lui. Lo so. Perché non vi state zitto? Perché Lui ci ha zitto... speculato. E poi Ho il diviso fischio perché... capita sempre là. Ma perché non vi... Cioè, zitto è molto meglio. State un attimo zitto. Renzo Arbore, guarda. Invece parli un attimo. sono l'imitatore di Renzo. E non è. Guarda, purtroppo non mi riesce di... Ma sa suonare anche il clarinetto lei? Sa suonare anche il clarinetto? No, il clarinetto non l'ho mai saputo suonare. Però Faccio in playback. Col fischio lo faceva. Col playback. Ma che peccato. Peccato, Guarda, noi eravamo contenti, pensavamo come che somiglio io, non somiglia questo Alan De Luca. Ma nessuno! No, perché quello è un impostore. No, sicuramente. Anzi, un questo è il problema. Ma che peccato! Guardate. Lui è stato molto paraculo quando poi ha imitato Renzo Arbore. appunto, a Renzo Arbore, a lei. Somiglia a me. Invece Io somiglio tale e quale. Ma mi scusi, ma neanche nelle fotografie può fare il socio, perché nelle fotografie non si nota poi il difetto. Oppure viene la foto mossa. Ogni tanto parte la foto viene Viene mossa. viene un po', qualche volta lo stare Attento, perché non si riesce a fare neanche la foto, perché viene mossa proprio perché... Sentite, voglio Vabbè, sapere, grazie. o mi pigliate oppure è meglio che me ne vado, perché Ma guarda, come... posso stare col dito sempre vicino un bottone. Scusi, ma lei come si... Imitatore per imitatore faccio io, viene quello vero oppure... Ma lei come si chiama poi in realtà, se non è Renzo Arbore? Giuseppe Garibaldi, sono Giuseppe omonimo. Garibaldi. Omonimo anche del nostro programma. Sì, omonimo, e perciò sono venuto da voi. Ho capito, però guardi, senza... Però mi chiamano Peppino a me. Però a questo punto ci teniamo Alan De Luca che non ha questo tipo di difetto, somiglia di meno, però... Mi dà fastidio, ma non tiene un cappello così bello come Renzo Arbore, non tiene la sciarpa di Renzo però Arbore, chi non tiene stufischia... di Renzo Arbore, non tiene cose di Renzo Arbore, non tiene il di dietro di Renzo Arbore. Adesso non ha fischiato. Quale anche dietro. Anche dietro, te la qua è incredibile. No, che peccato, è il fischio. Vabbè, grazie, trovi un'altra volta, arrivederci. Allora ci vediamo. Vabbè. Grazie mille. Ciao. Quale, che Non si peccato. guadagna niente, non si piglia niente. Ma col fischio? Benigni, tutto qui di soldi. E col fischio non si guadagna. Vabbè. Arrivederci. Come non detto. Ma tu come si presenta? Devo ringraziarti, devo dire, ti volevo ringraziare. Ti volevo ringraziare perché tu praticamente mi hai difeso, hai detto tanto vale di fronte a un altro imitatore. Bravo, ti ma dici è a me chiaro, che scusami Alan. a me non c'ho il ticchio.